Prende avvio il progetto Viva la Gente, già si sta stilando il programma, le varie attività che verranno appunto svolte da questi 100 ragazzi che verranno ad Agrigento da tutto il mondo, però vi sono particolari esigenze per poter realizzare al meglio questo evento. Agrigento è stata inserita per la prima volta in un progetto meraviglioso che si chiama Viva la Gente, che è diciamo già prodotto da circa 50 anni in giro per il mondo. Quest'anno anche Agrigento è stato inserito, è una cosa molto, molto utile, molto bella, ma soprattutto per i concetti che questi ragazzi vogliono esprimere. Si tratta di circa 100 ragazzi che verranno a portare messaggi di gioia, di solidarietà, di fratellanza, di pace, di speranza, così come fanno in tutto il mondo. Adesso per esempio sono già a Matera e stanno portando questi stessi messaggi a Matera. Verranno qua dal 28 ottobre al 4 di novembre e porteranno questo messaggio in giro per la città, per tutta la città. Andranno nelle scuole, andranno nelle piazze, andranno nei quartieri e poi faranno degli spettacoli che mi dicono essere veramente belli e meravigliosi. Alcuni spettacoli li faranno al Teatro Pirandello, altri li faranno in giro appunto per i quartieri e daranno vita a momenti di vera socializzazione, di vera armonia con i nostri ragazzi, con le nostre famiglie, con tutti coloro i quali si vorranno unire in questo messaggio. La particolarità di questo progetto è che i ragazzi preferiscono essere ospitati dalle persone, dalle famiglie del luogo, per cui l'appello che io vorrei fare è perché noi cittadini di Agrigento, famiglie di Agrigento, possiamo ospitare nelle nostre case questi ragazzi. Sono ragazzi tutti veramente in gamba, sono tutti ragazzi che vanno dai 18 ai 24 anni, che fanno questo tipo di attività da diverso tempo in diverse parti del mondo. Io direi che Agrigento, che è città dell'accoglienza, che da sempre è stata città dell'accoglienza, non possa e non debba sottrarsi a questo che diventa quasi un obbligo morale, cioè loro vengono da tanti paesi del mondo, vengono ad Agrigento e è giusto che Agrigento li accolga nel modo migliore, non cercando di avere solo il beneficio di averli e di usufruire della loro gioia, della loro capacità di coinvolgere, ma cercando anche noi di metterci del nostro. Cerchiamo di essere ospitali e l'invito è a tutti coloro i quali ne hanno disponibilità di ospitarli in casa propria. Eventualmente si può fare riferimento o all'ufficio di gabinetto del comune, per esempio il numero è 0922 20 207, o contattando me personalmente, ma non mancherà modo di poter esprimere la propria disponibilità. Viva la gente, viva Agrigento!